I due minori sono stati rintracciati ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso perché avevano intenzione di raggiungere la città di Milano per assistere ad una trasmissione televisiva domenica. Una trasmissione di Aldo Biscardi, molto diffusa sulla rete televisiva, e avevano lasciato un biglietto a casa di uno dei genitori. Devo dire che la tempestiva segnalazione da parte di entrambe le famiglie ha permesso ai carabinieri di ricercarli nei pressi della stazione ferroviaria, proprio perché transitavano di lì. Un passante ha subito notato questi due giovani e ha chiamato il 112. I genitori hanno alla fine ringraziato i carabinieri per le ricerche che sono state molto tempestive, hanno trascorso la notte in famiglia e stamattina sono a scuola. È stata decisiva l'indagine sulla cella del cellulare, che ci ha permesso di rintracciare o quantomeno di localizzare l'area dove stavano i minori, e soprattutto anche il fatto di aver diffuso rapidamente le foto e di aver diramato le ricerche nei locali della zona, contattando i pubblici esercenti, contattando anche gli avventori, i clienti. È stato proprio un cliente del McDonald's a dare la notizia e a dare l'allarme.